Come here, ass fuck! Nelle puntate precedenti, la Micidial Corporation è in piena campagna elettorale e il candidato premier Ginetto Micidial è atteso come ospite a Sottotorchio, il banco di prova di ogni politico. Ma Sottotorchio è il banco di prova di ogni politico. In previsione di un sicuro disastro, Lord Micidial recupera in anticipo le domande dell'intervista televisiva grazie all'aiuto di Giobbe. Eccolo. Nel frattempo, seguendo l'antico metodo della balena di Troia, Jenny si fa rinchiudere nel manicomio in cui è prigioniera Melanie, portando nella panza il nano scassinatore Big Willy, che una volta evacuato dovrà liberare la figlia di Micidial, l'unica a conoscenza dei codici d'ingresso per recuperare la memoria di Mario e farlo tornare così la persona buona e rispettabile di un tempo. Non voglio farti del male, sono venuto a liberarti. Ma ora vediamo l'ennesima puntata di Mario con i fratelli Peluria. Fammi assaggiare tu, fammi assaggiare un po'. No, tu esagerando. Poco, un morso solo. È buona! Piano. Scusa, guarda che qua non si può ispezionare, eh. Come, scusi? Non è per te, capito? Perché se io faccio ispezionare a te, qua mi diventa un ispettorato, capito? Ma lei è nuovo? No, la vado con Perlana, su, circolare, poche parole, dai. Ah, Grazie, Ozio. Dovere. Stiamo andando male. Questi cinesi ci stanno affossando. Se non entriamo in politica, guarda cosa succederà. Andiamo, dai, fa padre. Oggi è il gran giorno di Sottotorchio, devi stare su. Pensa che fra 3 settimane, se tutto andrà come deve andare, Ginetto sarà il nuovo presidente del consiglio. E chi si è visto, si è visto. Guarda questa. All in one. Alza che inizia! Quando cazzo devo alzare? Non lo vedi che sta al massimo? Che cazzo c'è? Ma non possiamo sentire le notizie! Ma diventiamo ignoranti subito! Lo sai perché? Lo sai perché? Perché questa televisione è un pezzente come te! Ah, ma mi offende ancora! Sì. Offende a me! Sì. Ma ti faccio vedere, questa è solo surriscaldata! Questa si deve sputare sopra! No! No! Ecco qua, hai visto? Funziona! Sarà solo surriscaldata, caprone! Cretino! Tu sei un caprone! Cretino! Caprone! Cretino, Caprone! Guarda, zitto, non ti lamentare più! Tutto bagnato! Però funziona! Grazie a tutti! Benvenuti al TG più figo Mario, sono cacacazze, fammi parlare! Questo TG è venduto la politica! È venduto agli sponsor! E tu non sei più quello di una volta! No! Sei pilotato! Sei pilotato! Allora, scusateci.
Dove lo trovate un TG dove succede questo movimento così movimentato? Il brutto della diretta, anche bello però. Va bene, allora cominciamo col super sponsor! Questo programma è offerto da... L'Italia sta cambiando, un sogno nascerà, guardando al futuro insieme vivremo nella celebrità, questo anonimato non ci basta più, presto saremo su tutti i giornali e su tutte le TV. Posso fare una foto con te? Anch'io voglio farla con te. Mi fai un autografo qua? Me lo fai anche tu uno qua? Tutti famosi noi saremo e vivremo come le star. Uè bello uè, 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 uè bello, uè bello uè, uè bello, uè bello uè, uè bello uè, uè bello, uè bello uè, uè bello, uè bello, uè bello uè. Festa, soldi e coca a volontà. Che grande partito, ragazzi, una roba. Va bene, cominciamo subito con questo telegiornale favoloso con un servizio strepitoso di Salvo e vai. Quella di oggi è una giornata particolare per Milano. È infatti entrato in vigore il tanto atteso blocco delle scarpe. D'ora in poi, infatti, nel centro cittadino i pedoni potranno circolare solo a piedi nudi, risolvendo così il grave problema dell'inquinamento acustico dei passi. Ma sentiamo cosa ne pensano i milanesi. Signora, lei è favorevole al blocco delle scarpe? E come no? Non si stava più con tutto quel rumore di passi che sbattevano tutto il giorno. Senta che pace adesso. Sì, io sono favorevole a tutto, specialmente al blocco delle scarpe, perché sotto casa mia ci sta un mignottone che cammina con questi taccazzi micidiali e batte, zucca, e fa sto rumore come la taccapulta. E mentre i feticisti gioiscono, c'è chi non è d'accordo. E infatti oggi una rappresentativa del sindacato ballerini di Tip Tap ha inscenato una protesta clamorosa ballando il Tip Tap davanti alla sede del comune. Ma questa manifestazione non sembra aver fatto cambiare idea al Consiglio Comunale, tanto che l'iniziativa è destinata a proseguire nei prossimi mesi. E da Milano è tutto, salvo errori.
Noi di Tutti i Famosi risolveremo il problema della disoccupazione attraverso gli sponsor. Ogni cittadino, in quanto famoso, sarà retribuito dalla Micidial in base al suo audience. E poi ovviamente si potrà arrotondare con le serate in discoteca, il testimonial, le interviste e tutta una serie di cose. Porca troia. Scusi, inserviente che non ho mai visto, è finita la carta per pulire il buco. Tenga questo, tanto già lurido. Grazie, inserviente che non ho mai visto, ma che mi ricorda qualcuno. Prego, prego. Oh, Miki. Ehi, Melanie. Sto andando al laboratorio. Ho rischiato di farmi scoprire dal ginetto. Porca lora, stai attenta. Tienimi aggiornato. Va bene. Mario, e sono 5, 4, 3, 2, 1... E ora la nostra strepitosa rubrica di malattie gravissime di Ippolito Germer. L'orticarie dentale, la spruzzofenia, il morbo di Alzheimer. Queste alcune malattie che vi auguriamo questo mese. Noi oggi parleremo invece di una nuova patologia che affligge il signor Poveracci. Buongiorno, signor Ippolito. Buongiorno, Poveracci. Allora, da cosa è affetto quest'oggi? Io soffro di dermatite. Dermatite. Si spieghi meglio di cosa si tratta. Mi crescono delle matite sulla pelle. Guardi quanto ce n'ho. Mi fanno pure male e mi rovinano anche i vestiti. Accidenti. Sono tante, guarda. Vedo. Allora vediamo un contributo filmato di come la già misera esistenza del signor Poveracci viene rovinata da questa patologia. Non ci riesco. Come faccio adesso? Come faccio? Ma che non vanno via più. Ma guarda un po'. Non vanno via, come devo fare? Amore, ti è piaciuto? Oddio. Amore! Amore! Oddio, è morte. Che è successo adesso? Bene, questa volta è stata davvero difficile trovare una soluzione, ma grazie all'alta tecnologia Micidial siamo riusciti a mettere sotto controllo la sua dermatite, signor Poveracci, con il temperino. Grazie, signor Ippolito. Sono molto contento. Adesso sto meglio. Bene, allora continui a temperare le sue matite. Il nostro tempo è scaduto. Io vi saluto e vi auguro buone malattie a tutti. Rossi rossi per te ho comprato stasera, il mio cuore lo sa. Signora Carolina, cosa ci fa qui? E non lo vedi cosa faccio? Pulisco. Questa è un'era segreta, devi andare via. Non me ne frega niente, qui è uno schifo, si deve pulire. Grazie, Carolina. Grazie, minchia. Adesso parliamo nuovamente di cinema, perché esce proprio oggi l'ennesimo film di Ugo Tiranato e noi ci vediamo, come al solito, il trailer! Lo scienziato aveva lavorato alla sua creatura per tutta la vita. Edward, Ma la crisi non gli aveva permesso di completarla. purtroppo non ho più soldi per farti le mani.
Poi lo scienziato ebbe un colpo di genio. Da un'idea del mio vicino di pianerottolo, Edward Mani di citofono. Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo, accanto alla frutta. Sali. Il nuovo film di Ugo Tira l'altro. Bene, noi purtroppo per oggi abbiamo finito. Io vi ricordo che tra pochissimo andrà in onda sulla 7ª Sotto Torchio, la trasmissione nella quale sarà ospite il grandissimo, inimitabile Ginetto Micidial, leader di tutti i famosi, che sarà bersagliato dalle domande dello stronzissimo Alberto Incalzi. Quindi non perdetelo, anch'io non me lo perdo, vado di corsa. Bene, noi abbiamo finito, ci vediamo domani e chi si è visto, si è visto. Cambia canale che c'è Sotto Torchio, l'ha detto, cambia. No, a me la politica non mi interessa. Ma che non ti interessa? Questa è una cosa istruente! Cambia canaglia! Ma vaffanculo! Buongiorno e benvenuti guarda a Sotto Torchio, caprone, guarda la politica! Cretei! Caprone, guarda la politica! Cretei! La politica! Buongiorno a Ginetto Micidial. Caprone. Ciao. Va bene. Cominciamo subito con la prima domanda. Non crede che l'attuale situazione italiana non abbia bisogno di perseverare in una politica basata sul populismo, sul qualunquismo e sulla vacuità, proprio come fa il suo partito, tutti famosi? Et nematulossa on crep. Signor Micidial, le chiederei il favore di essere serio, si dia un minimo contegno, grazie. Ah, sono storti, ecco perché non c'è. Magari aiuta, certo. Scusate, i Micidial Glasses, che c'ho tutto... Fondamentali, prego, tutto vada. scritto. Faccia con comodo. Un attimo che no, certo, devo... siamo qui ad aspettarla, signor Micidial. No. Ce la facciamo? No, si sono rotti, ma come faccio a rispondere? No! E non lo so come fa, però noi stiamo ancora qui ad aspettare almeno una risposta e le ricorderei che lei è sotto torchio. Ecco, questa mi mancava. Cos'è? Che significato ha? Questo Che risposta è il pugno di pollice. Il pugno di pollice, questa non l'avevo mai sentita in 1000 interviste. Bello il pugno di pollice. Cos'è? Cosa mi rappresenta? È una mossa politica. Una mossa politica addirittura. Bello. Così. Come parte? Come si fa con l'avambraccio? Prima la mano così, no? Sì. Poi così e fai così. Sto scatto. Bravo. Bello. Cosa c'è dietro? Cosa mi rappresenta? La forza del pugno che si incontra con la vittoria del pollice. Quindi una sorta d'alleanza, di aggregazione. Bravo. Di Aspetta, forze. però, guarda qua. Sì, funziona. Funziona. Bello, anche coreografico, bello, mi piace. Pugno di pollice. È forse la prima cosa convincente che dice da quando la seguo. Bene. Come si confronterà tutti i famosi, il suo partito, con le parti sociali in tema di pensioni? Le pensioni, ci confrontiamo col pugno di pollice. Figlio di puttana! E tutti... Questo è uno di noi, si vede subito la faccia, si vede. L'ultimo messaggio ai suoi elettori per convincerli definitivamente a votarli ed affidarle le sorti del paese. Votate a me, tanto male che va non cambia niente. Questo lo devo votare, questo lo devo votare io. No, questo io lo devo votare. Ma che cazzo? Se tu non neanche volevi fare la politica, la voto io. E poi la voglio fare pure io, la voglio fare. No, perché me l'ho detto io che la voto? La voto prima io. Lo voto io. Questo è il pugno che fa che diventa il pollice. Bello. Cioè, quindi parte un po' obliquo e poi va. Mario Caibo. Mario Ballanuto. Ce l'hai poco qua. Questo è il prodotto più all'avanguardia che la Micidial abbia mai costruito.
Io ci ho lavorato per 8 anni. Si chiama Ricordiamoci il passato. Non sarà pericoloso? Ma non hai mai visto atto di forza? No. Dobbiamo solo sperare che non abbiano inserito un sistema di protezione, non lo so, qualcosa del genere, capite? Ci siamo. Perché fa le pernacchie? Vuol dire che funziona. No, le pernacchie non sono mosse. No. È disgustoso. Cioè, questo donato aggeggio non funziona. Sembra che manchi qualcosa. Non funzionerà mai senza il pirlicchio.